Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Venerdì 18 febbraio, ben ritrovati amici delle stelle di Radio.0 per le ultime novità del giorno. Iniziamo subito con il nostro oroscopo. Ariete, il venerdì per voi si fa ideale per rimettere a posto credenze, armadi e cassetti. Invasi dal sacro fuoco dell'ordine farete tutto con grande efficienza. Avreste ben altre aspirazioni per oggi, ma l'agenda grida vendetta e gli impegni pressano non poco. Toro, rafforzata dal trigono di Venere, la luna in Vergine vi regala il meglio di sé in quanto a buonsenso, prudenza e concretezza. Anche le finanze sono in rialzo. La giornata si fa perfetta per pianificare ristrutturazioni in casa o sperimentare ricette semplici ma decisamente appetitose, quindi mani in pasta. Gemelli, contrariati dalla luna, oggi prendete tutto per il verso sbagliato. Anche i conti non tornano e virano malinconicamente verso il rosso. Per rilassarvi orientatevi verso un buon libro, della musica leggera e 4 chiacchiere con un amico o un'amica che non fanno mai male. Cancro, grazie alla luna in Vergine che continua ad accompagnarvi, viaggi e avventure fileranno sorprendentemente lisci. Approfittatene per fare un salto fuori dal tran tran quotidiano. Con l'aiuto di profonde riflessioni potete mettere a punto decisioni importanti sia per la casa che per la famiglia. Leone, andamento lento ma confortante dopo tutto. La routine è consolidata, le occupazioni semplici e i piccoli piaceri hanno il vantaggio di riportarvi con i piedi per terra. Un buon momento questo periodo per rivedere e riscoprire valori che hanno il gusto della semplicità. Chi si accontenta alla fine. Vergine, in transito nel vostro cielo dove raccoglie le energie di Marte, garante di solida tenuta emotiva, la Luna riesce a deviare il raggio nemico di Nettuno oggi. Un imprevisto si trasforma in un battito di ciglia in un'opportunità fortunata. Scampate anche una multa per il rotto della cuffia. Bilancia, le finanze e l'economia domestica forse hanno bisogno di una gestione più attenta, meno affidata insomma all'improvvisazione e all'appoggio della buona sorte. Evitate di isolarvi, rendete partecipe piuttosto chi vi sta vicino, sia dei vostri desideri, perplessità, ma anche le speranze per il futuro. Scorpione, con la complicità della luna, tutto ciò che è pratico e concreto, dal bricolage alla cucina salutista, vi riesce a meraviglia. Anche il buon umore oggi è senza pretese. Una configurazione ottima quella odierna per chiudere la settimana lavorativa in bellezza, recuperando il terreno e il tempo perduti. Sagittario, la vostra simpatia oggi non colpisce nel segno, non basta salvarvi dalle grinfie di un familiare inflessibile e dal disbrigo di compiti noiosissimi. Uno spostamento poi andrebbe fissato nell'ambito della serata in particolare, in modo che potrete partire così più tranquilli, consigliano le stelle. Capricorno, la luna armonica a Marte dona concretezza alle vostre iniziative e garantisce successo a tutti i progetti, d'amore, di viaggio o di lavoro. Ore tutte dedicate alle faccende di casa, ma tra una cosa e l'altra ricordatevi di rilassarvi, magari tra le braccia del partner. Acquario, costretti a volare raso terra dalle contingenze odierne e da qualche problema che vi toglie pure il sonno, lanciate evidenti segnali di insofferenza. Vagheggiate spazi aperti, cullate sogni di libertà e vi complicate pure la vita, rincorrendo ciò che non si può avere. E chiudiamo infine con i pesci. Malintesi con il prossimo in giornata, ma anche imprevisti in viaggio, sensazioni di disagio e una malinconia infondata che sono il frutto dell'opposizione tra Luna e Nettuno. Malumori e disaccordi si spiegano, ma non arrendetevi. Alle critiche rispondete a colpi di buonsenso. Ed è tutto quindi anche per oggi, per questo venerdì dalle nostre stelle. Vi auguriamo una buona giornata, un buon fine settimana e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia.